grande tristezza nel cuore turistico di Abano, il Gran Viale delle Terme, l'area pedonale, chi passeggia con il cane, chi si ritrova sulle panchine rigorosamente distanziato a parlare con gli amici. Turisti non ce ne sono e pensare che questo periodo tra Pasqua e i tradizionali ponti di primavera è alta stagione per i colli. Istantanee dell'emergenza sanitaria con i bar con le sedie accatastate, negozi chiusi e sfitti e locali che hanno deciso di attendere tempi migliori e non riapriranno prima di maggio, confidando in un nuovo decreto del governo. A dire il vero, a Pasqua una quindicina di strutture di Abano erano aperte, le cure termali sono possibili e la clientela si è potuta muovere anche da altre regioni. Un lavoro a metà, ma pur sempre lavoro. Dei 2 milioni di ospiti che ogni anno registra la città, 6 su 10 sono italiani. La mobilità tra regioni, che si auspica possa essere ripristinata in vista dell'estate, è la grande sfida e la grande speranza. E la città infatti sta puntando tutto sul ponte del 2 giugno, con un evento diffuso dedicato allo yoga Abano Zen che tutti si augurano possa essere un nuovo inizio.